Sul bordo silenzioso del fiume Adige, un uomo camminava piano. Il sole sfiorava l'acqua con luce d'oro e il vento leggero accarezzava le sue vesti. Il suo volto era sereno, profondo, come se portasse dentro un segreto antico. Quel volto era di Zeno, vescovo amato da un popolo semplice e ferito. Zeno non era nato su quella terra, ma il suo cuore aveva scelto Verona come casa. Era arrivato da lontano, portato da un sogno più forte del mare, da una voce che lo chiamava a seminare amore, luce, speranza. I primi passi li fece tra case povere e cuori smarriti. Le parole sue erano dolci ma forti, come acqua che scende dalla montagna, arrivavano pure fino al cuore più duro. Il tempo in cui visse era scuro. C'erano leggi che spegnevano la fede, uomini che volevano far tornare statue fredde e riti antichi. C'erano prediche false, parole piene di nebbia, e molti cuori tremavano. Ma Zeno non aveva paura. Con passo fermo saliva sui piccoli altari, parlava sotto il cielo, parlava con voce limpida, con parole che scaldavano l'anima. Diceva che l'amore non si può spegnere, che la luce del bene brilla anche nella notte più lunga. Ogni giorno tendeva le mani a chi soffriva. Donava pane, donava carezze, donava sorrisi. Aveva rinunciato a ogni ricchezza. Viveva con poco, con quel che bastava. Quando il sole scendeva dietro le colline, andava solo verso il fiume. Portava con sé una piccola rete, non per cacciare, ma per nutrirsi con umiltà. Pescava con pazienza. Spesso tornava con un solo pesce, a volte con nessuno. Eppure non si lamentava. Sorrideva sempre. Diceva che anche un solo pesce era un dono, come una parola buona nel cuore di chi ascolta. Per questo ancora oggi molti lo ricordano con un pesce nella mano. È simbolo di povertà serena, di cuore pulito, di vita donata, ma è anche simbolo di qualcosa di più grande. Perché Zeno non pescava solo nel fiume, pescava cuori, pescava anime. Le raccoglieva nella rete dell'amore, le portava verso la luce, come un padre buono che guida i figli per mano. La sua voce aveva cambiato Verona. Dove prima c'era paura, ora c'era pace. Dove c'era rabbia, ora c'era abbraccio. Le sue parole avevano acceso fuochi caldi dentro il petto della gente. Ogni strada, ogni casa, ogni pietra parlava di lui. Quando chiuse gli occhi per sempre, un grande silenzio scese su Verona. Le campane suonarono piano, come se anche loro piangessero. Il popolo si raccolse attorno al suo corpo, ma non c'era spazio per tutti. Cuori, mani, sguardi pieni di gratitudine si univano in un canto muto. Fu allora che nacque un sogno: costruire un luogo degno di tanto amore, un tempio che fosse casa per la memoria, rifugio per le preghiere, segno eterno della luce che Zeno aveva acceso. Così, dove lui aveva camminato, sorse una chiesa meravigliosa, alta, pura, come una preghiera fatta di pietra e silenzio. Vicino si alzò un campanile snello, elegante, come un saluto che sale verso il cielo. Ora, quando il sole del mattino tocca le mura della chiesa di San Zeno Maggiore, sembra che il cuore del santo sorrida ancora. E chi entra in quel luogo sente qualcosa muoversi dentro. Forse è la voce di Zeno che ancora dice: «Siate luce, siate amore, siate pace». Perché un cuore buono non muore, vive nei passi di chi lo ricorda, vive nei gesti semplici, vive in ogni mano che accarezza, in ogni voce che consola, in ogni anima che sceglie di essere luce nel buio.